Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal Tocha Stadium di Palermo, dove andrà in scena Merlo Calcio a 5 contro Sant'Isidoro Bagheria, una gara che, vedendo la classifica, ovviamente può regalare risvolti diversi e complicati anche da decifrare per entrambe le formazioni. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Molinaro, c'è Condori in aria, torna Molinaro, alza troppo il destro, il numero 9, proprio Scianna, entra, Sciacchitani, il rigore, lo scambio, dietro, entra Rizzuto, ancora lui, un altro tunnel, Rizzuto, lo Puglio e poi ancora una volta Condori, corre a destra il vento, Di Cara, lo Puglio, grande parata, adesso insiste ancora Molinaro. Grande, potente, il destro del numero 9 che finisce però sul fondo. Sciacchitano, ancora lui, Sciacchitano, deviazione di Molinaro. Prova infatti proprio la Spisa, entra in aria, la Spisa! Non era male, sulla linea, salva campagna. Di Cara controlla, se ne va, ottimo scatto, bruciante, di Cara al centro! Trova Condori, 1-0, ottimo schema, lo scatto bruciante di Paolo Di Cara, vale l'assist, 1-0, che sale anche, si allunga un po' troppo la sfera, attenzione perché la porta è sguarnita, Basile, Molinaro la stoppa, Bongiovanni non riesce a intercettare nuovamente la lotta, adesso è con Basile, in mezzo a due, spunta Bongiovanni! Segna il capitano, il 2-0, Merlo in doppio vantaggio, rimessa Merlo, può andare Di Cara, ancora lui, Di Cara, vince un altro rimpallo, Di Cara, entra, prova il tiro e viene murato. Le giocate, ancora con il destro poi, di Scianna, 2-1, accorcia le distanze il Sant'Isidoro, Bongiovanni, insiste, palo! Incredibile, Di Cara, Sciacchitano, guarda la porta, fa partire il sinistro, Taormina, si ripropone Condori, lo Buglio una volta, poi regala palla per Molinaro, lo Buglio, rimedia il suo errore, chiede scusa, ancora Scianna, ottimo scambio, sulla linea c'è Campagna, ancora una volta Taormina, che poi non può andare in porta, corre lui e prova il destro, la parata non era precisa, lo Buglio la regala praticamente a Condori che arriva in porta, Condori fermato una volta, non la seconda, Miguel Condori sull'errore di Lo Buglio, probabilmente chiude la gara, è 3-1, ma non c'è più tempo, Merlo 3, Sant'Isidoro Bagheria 1, una vittoria importantissima per i ragazzi di Mister Gallo che sicuramente starà sorridendo da casa, 3-1.